questione vaccini anti-Covid e allattamento materno. Gli ultimi approfondimenti scientifici confermano che i vaccini non passano nel latte materno, ma gli anticorpi materni indotti dal vaccino sì. E questo lascia sperare che i neonati allattati al seno possano avere un certo livello di protezione. In proposito all'argomento, ascoltiamo il medico pediatra agrigentino Giuseppe Gueli. Buongiorno a tutti. Oggi vorrei soffermarmi su un argomento che ritengo sia necessario approfondire un po' alcuni punti e soprattutto togliere tante presunte verità e tante false notizie che si sono diffuse sull'argomento appunto, che hanno creato non pochi allarmismi, soprattutto alle giovani mamme e a quelle che allattano. Parleremo appunto di rapporti che intercorrono tra la vaccinazione anti-Covid-19 e allattamento materno. Purtroppo, come dicevo, si sono diffuse delle false notizie che parlavano di incompatibilità o di problemi che potevano andare incontro sia alle mamme che ai lattantini se costoro si sottoponevano alla vaccinazione anti-Covid. Bene, è assolutamente falso, quindi sono fake news, sono false notizie. La verità scientifica è che le mamme nel corso dell'allattamento possono tranquillamente sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid non andando incontro ad alcun documento né per loro stesse né tantomeno per il bimbo che allattano. Quindi sottoporsi al vaccino, attualmente quello che si somministrano alle giovani mamme che allattano è il vaccino RNA messaggero, non produce nessun effetto collaterale, possono allattare tranquillamente, non c'è bisogno di rimandare l'allattamento, non c'è bisogno di attendere che finiscano l'allattamento materno per fare il vaccino e i bimbi non ne trarranno assolutamente alcun documento, anzi ne potrebbero trarre qualche vantaggio se si dimostrasse che il vaccino attraverso il latte materno produce attraverso la produzione di anticorpi, questi possono passare anche attraverso il latte materno al bimbo. Un altro argomento su cui ritengo bisogna far chiarezza, sempre parlando di vaccinazione anti-Covid delle mamme che allattano, è quello che riguarda le vaccinazioni proprio dei lattantini, perché anche in questo caso ci sono diffuse delle false verità scientifiche, ovvero che il bimbo che assume latte materno, la cui mamma si è sottoposta a vaccinazione anti-Covid, debba rimandare le sue vaccinazioni, cioè quelle previste dal calendario vaccinale, alle date previste, o debba saltare alcune vaccinazioni in attesa che smaltisca, tra virgolette, l'effetto del vaccino che la mamma ha fatto per il Covid. Assolutamente falsa verità, fake news. Il bimbo che assume latte materno, la cui mamma ha fatto la vaccinazione anti-Covid, può tranquillamente sottoporsi alle sue vaccinazioni, quelle previste dal calendario vaccinale, senza doverle posticipare o saltare vaccinazioni di alcun tipo, senza trarre assolutamente alcun danno da questo. Un altro argomento ancora che vorrei sottolineare è quello delle vaccinazioni dei dodicenni, perché come sapete il Ministero ha previsto che anche le classi di giovanotti di 12 anni in poi possano sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Noi pediatri siamo assolutamente favorevoli a che i bambini si vaccinino, e questo per tutta una serie di motivi. Prima di tutto perché noi pediatri appunto siamo assolutamente favorevoli a tutte le vaccinazioni, soprattutto per quelle forme di vaccinazione per le malattie virali che sappiamo bene sono o non curabili o curabili senza i prodotti farmaceutici specifici, per cui prevenire è sempre meglio che curare, soprattutto parlando appunto delle malattie virali. In secondo luogo, vaccinare i dodicenni contribuirebbe a creare quel fenomeno di protezione di gregge e quindi di diffusione di una protezione nella società che è importantissima e che speriamo che si possa raggiungere. Qualche mamma ci fa osservare e ci osserva, ma ho sentito dire o so che il Covid nei bambini decorre in maniera abbastanza lieve, ed è vero, in effetti noi possiamo affermare per la nostra esperienza che abbiamo fatto che il Covid nel bambino rispetto a quelli degli adulti ha un decorso più favorevole, però parliamo della fase acuta, mentre invece quando noi andiamo a osservare quello che può succedere nella fase post-acuta, cioè nel post-Covid, vediamo che anche nei bambini si possono avere delle sequele molto lunghe con
situazioni di complicazione a volte seccanti, come quella che può essere per fortuna rara ma gravissima e di cui abbiamo parlato nel pregresso intervento che ho fatto, cioè la cosiddetta infiammazione multisistemica d'organo, cosiddetta malattia Kawasaki-like, che può addirittura, coinvolgendo tanti organi ed apparati, portare fino a morte. Quindi, pur non volendo fare terrorismo, non volendo incrementare le ansie, è bene ed opportuno vaccinare anche i ragazzi, anche al fine di garantire, con l'autunno incombente, con l'apertura delle prossime scuole, garantire un anno scolastico più sereno e meno complicato di quello che abbiamo testé superato. Un'ultimissima cosa e chiudo, è un appello che rivolgo a tutti i miei concittadini e mi unisco in questo a tutto quello che esprimono le autorità sanitarie e anche di recente il nostro presidente dell'Ordine dei Medici, odontoiatri e chirurghi di Agrigento, il dottore Santo Pitruzzella, l'appello è: non abbassiamo la guardia. I dati epidemiologici che quotidianamente i bollettini ci presentano ci inducono a essere ottimisti, anche se devo dire che proprio in Sicilia ogni giorno sentiamo numeri che ci collocano in pole position, primo, secondo, terzo posto a livello nazionale. Però al di là dei numeri più o meno elevati, quello che conta è che anche un solo nuovo caso positivo costituisce un segnale che il virus non è assolutamente scomparso, continua a essere tra di noi e continua a girare. In questi giorni siamo tutti testimoni di quanti occasioni di aggregazione ci siano, perché ovviamente si sono create una serie di arretrati tra battesimi, cresime, lauree, compleanni e quant'altro, matrimoni, e queste sono tutte occasioni dove purtroppo o per fortuna, diciamo, la gente si può aggregare, ci si può incontrare dopo tantissimo tempo in cui queste cerimonie sono state sospese. Bene. Celebriamo pure queste ricorrenze, però non abbassiamo la guardia. In questi casi soltanto chi ha fatto la prima e la seconda dose di vaccino si può ritenere quasi protetto, ma tutti quegli altri che hanno fatto una sola dose non sono vaccinati per nulla, sono assolutamente scoperte. E come ben sentite dire, adesso le varianti, anche con questa variante Delta che è sempre particolarmente aggressiva e facilmente propagabile, potrebbe costituire un serio pericolo, per cui continuiamo a tenere le mascherine perché nessuno, dico, siamo in zona bianca, sì, non ci obbliga nessuno, però tenerle non è un peccato. Dico, daranno anche fastidio, però tenerle significa proteggersi, proteggere noi e gli altri, lavarci spesso le mani, il distanziamento, sono tutte norme che, sebbene banali e semplici da attuare, ci possono garantire una protezione e quindi un prosieguo di tranquillità per l'estate e per il prossimo autunno. Con questo ho finito, vi auguro una buona estate, vi saluto.